Quasi 20.000 volontari di protezione civile, suddivisi in 500 organizzazioni iscritte in un apposito albo. È questo il preziosissimo patrimonio umano su cui la Regione Veneto può contare in caso di emergenza. Un vero e proprio esercito, formato in maniera mirata attraverso corsi puntuali e continui. Spesso vengo contattato subito dopo le fasi emergenziali da molti giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo e vogliono rendersi utili, perché in Veneto lo spirito di solidarietà è innato. Però io spiego subito che per poter indossare la divisa della protezione civile è necessario fare un corso di oltre 40 ore e questo consente, una volta superato il corso base, di poter diventare volontario della protezione civile. Poi seguono tutta una serie di altri corsi di specializzazione che consentono di operare al nostro appunto esercito di pace, come amo chiamarlo, su qualsiasi scenario emergenziale. Le differenti tipologie di corsi rispondono alle esigenze formative delle associazioni e si articolano in più livelli. Ogni singolo volontario decide quale percorso specialistico intraprendere, perché ce ne sono tanti, perché le attività che si svolgono sono veramente molteplici. Si va dal soccorso, ricerca e soccorso alle persone scomparse, all'antincendio boschivo, all'attività di cucina da campo, all'attività di segreteria, fino anche al soccorso e alla tutela dei beni culturali in occasione di calamità. Un'esperienza impegnativa e umanamente gratificante che arricchisce allievi e insegnanti. Noi della Protezione Civile da molti anni abbiamo cominciato i corsi per essere qualificati con esperienza molto alta. Svolgere l'attività di volontario di protezione civile non vuol dire semplicemente donare il proprio tempo libero, ma farlo in modo competente e capace. Questo ha fatto sì che il sistema di protezione civile del Veneto sia riconosciuto a livello nazionale e anche oltre i confini nazionali, e di questo possiamo essere assolutamente orgogliosi, grazie appunto all'apporto di questi uomini e donne che si mettono in campo e sono, come dico sempre, dotati di forza, di muscoli, ma soprattutto di cuore. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.